bentrovati con lo spettacolo del futsal di Serie A Quinto su Sky Sport. È la 20ª giornata, è il derby del sole, è la serata di Napoli-Roma. E qui, eccolo qui proprio Michele che parte cost to cost con il destro all'incrocio dei pali, però non prende la porta. Che occasione per la Roma. Parte Borruto, prova a andare in isolamento 1 contro 1, Borruto calcia e trova la risposta da parte di Fionchetti. E qui stessa dinamica, sì. Quando parte Borruto non lo prendi mai. No. Cino, la palla per Grasso, la conclusione deviata. Intanto Ciaralli in porta. Sì. Il tocco all'indietro per Borruto che aggancia col mancino, poi calcia, la palla che resta lì con il tappino di Perugino che non riesce. Bravo Ciaralli. Si riparte da Michele in isolamento con il destro e la parata di Bello Buono, fitta e controfitta su Guillermao, poi la palla recuperata da Perugino, se la allunga un po' troppo con la rimessa laterale. Attenzione qui la conclusione di Ricardinho con il colpo di testa, poi Diner, la palla che finisce ancora in fallo laterale. Vediamo questo schema ancora su palla inattiva con il tocco per il sinistro al volo da parte di Cino con la risposta di Ciaralli, pallone sì, che finisce in calcio d'angolo. La solita mi verrebbe da dire palla alta. Palla rubata da Borruto, chiedo scusa, poi ancora con Borruto, finta e controfinta, calcia col mancino, l'intervento da parte di Ciaralli in tuffo, l'occasione per il Napoli con Borruto. Finta di corpo che ha mandato. Attenzione qui, il paratone di Francesco Ciaralli, classe 2008. Intanto Isgro, siamo già dall'altra parte, prova a calciare con il destro che va a lambire il montante, l'occasione clamorosa per la Roma. Ancora Salas al volo, il colpo di tacco sotto misura, forze di istinto di Guillermao con ancora Cino, calcio al volo, ancora la parata splendida da parte di Ciaralli. Ma riparte la Roma con Fortino, un po' di spazio, il recupero splendido di Guillermao che può servire Bortoletto, vediamo Guillermao lo trova e arriva il gol del vantaggio del Napoli con Bortoletto che piazza il sinistro sul palo opposto per sbloccare la partita a 43 secondi dall'intervallo. È stato bravissimo Fabio Guillermao ad agganciare quella palla dai piedi di Fortino che era spedito verso la porta per calciare. Ripartenza, transizione positiva del Napoli, un 3 contro 2, ha scaricato la palla con i tempi giusti Guillermao e Bortoletto è stato freddo a chiudere la palla in rete. Ricardinho, Fortino, l'appoggio all'indietro, arriva Grasso, intercetta e poi la conclusione con Bello Buono che deve fermare questa possibile opportunità per la Roma. Il tocco all'indietro e qui suona la sirena, c'è il fischio del direttore di gara che manda le due squadre a riposo con Napoli in vantaggio 1-0. Ancora il lancio in avanti, attenzione con Cutruppi che arriva in ritardo, chiama in causa Isgro, calcia col mancino, palo pieno, però occasione ovviamente importantissima da Roma. Qui ci prova Borruto con la palla che danza pericolosamente lì vicino alla porta. Attenzione qui quasi palla persa con Borruto che calcia e non trova lo specchio della porta, l'occasione per il Napoli. L'anticipo ancora con una grande lettura da parte di Cino, il tocco per Guillermao, calcia col destro Guillermao e sfonda la porta, il numero 8 per il 2-0 del Napoli. Una rete spettacolare da parte del Napoli per la costruzione precedente di Cino con una lettura difensiva fantastica. L'appoggio lo rivediamo qui, guardate qui l'intervento di Cino in anticipo, poi testa alta sì, con l'appoggio per Guillermao che controlla, orientato di suola con il destro sotto l'incrocio dei pali per un gol splendido da parte del numero 8 che questa volta non ha lasciato scampo al portiere della Roma. Calcia col destro, palo ancora per la Roma dopo quello di Michele, questa volta Isgro prende il palo esterno con questa splendida conclusione dalla distanza, l'appoggio per la conclusione, altro palo colpito da Salas sull'appoggio a rimorchio di Guillermao. Salas ha calciato con la punta del piede sinistro. Fortino
La palla recuperata da Grasso, Grasso trattenuto, poi calcia in porta e trova il gol! Trova il gol Renzo Grasso per il 3-0 del Napoli. Ha rubato il tempo all'avversario e alla fine l'ha piazzata a porta spalancata a 7 minuti dalla fine, il gol dell'argentino. Sì, è stato scaltro qui Grasso. Dovrebbe essere, scusami, anche cumulativo, credo. Intanto la rivediamo. Sì, Grasso è stato furbo qui, è stato bravo ad anticipare Isgro su questo passaggio un po' troppo morbido forse. Lui poi è potente, è un giocatore potente. Poi spendono questo velo con il sinistro di Cutroneo che va a divorarsi il gol del possibile 3-1. Il Napoli la vince 3-0 contro la Roma, l'ha sbloccata Bortoletto in chiusura di prima frazione, poi i gol di Guillermao e di Grasso ad arrotondare il punteggio nella ripresa. Grazie Marco Ciottola per il contributo con il commento tecnico, grazie alla regia da Fabio Morra. È tutto dal Pala Vesuvio di Ponticelli. Il Napoli ha battuto la Roma 3-0 nella 20ª giornata di Serie A. Quinto, viva il futsal, alla prossima!